all'asilo di San Trovaso dopo la festa del patrono. Si cercano i responsabili, la sindaca Stocco si appella ai ladri: pentitevi e restituite ciò che avete rubato. Condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione un trentenne albanese che nel 2023 speronò a Casale sul Sile una gazzella dei carabinieri mentre tentava di fuggire dopo aver svaligiato alcune abitazioni. A Palazzo Rinaldi l'atteso incontro tra l'assessore alle attività produttive Vettoretti e le associazioni di negozianti in polemica con il comune. Rientra la protesta, isolati i promotori. Esercitazioni militari americane sul Piave, dal Montello, appello al governo perché si faccia chiarezza. Sorvoli a bassa quota si registrano in tutta l'area con partenza dalla base di Aviano, sindaco e residenti preoccupati. A Trevignano è caccia ai vandali che tra sabato e domenica hanno devastato un capitello votivo, hanno profanato un luogo della memoria. Chiedano scusa, sbotta il sindaco, amarezza tra i residenti. Elezioni regionali per il segretario Dem Martella. Giovanni Manildo avrà un ruolo da federatore del centro-sinistra. La Lega invia intanto ai suoi iscritti i moduli per le autocandidature. Attesi i nuovi temporali in montagna e pedemontana, diramata dalla Protezione Civile regionale l'allerta gialla fino alla mezzanotte di domani. Attenzione rinforzata nei comuni che hanno già subito delle frane. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Prima di cominciare con i servizi e con la cronaca di questa sera vi sottopongo il sondaggio in vista di Ring, la prima serata di Antenna 3 dedicata all'attualità, risse, tensioni e segnalazioni di spaccio nei pressi dell'ex caserma Serena tra Treviso e Casiera. Torna l'allarme sicurezza, si riaccende il dibattito a 10 anni dall'insediamento del centro di accoglienza. C'è chi, come il sindaco Mario Conte, torna a chiederne la chiusura. Dall'opposizione in molti sottolineano come al governo ci sia proprio il centrodestra che poco farebbe sul fronte dell'accoglienza. Il dibattito è aperto, allora lo vedete, vi chiediamo. L'ex caserma Serena va chiusa dopo le tensioni? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690 e poi vedremo l'esito come sempre stasera nel corso di Ring con il nostro Christian Arboit. Andiamo alla cronaca, dicevamo, furto nella notte di un computer e di un cellulare all'asilo di San Trovaso di Preganziol. Dopo la festa del patrono si cercano i responsabili. La sindaca Stocco chiede a chi ha commesso il gesto di pentirsi e di restituire il maltolto. Sì, quello che spiace appunto è che la refurtiva risulterebbe essere di modico valore, ma ovviamente per la sensibilità e per tutto quello che rappresenta la scuola è chiaro che un furto di questo tipo va a colpire anche l'operatività di un luogo molto caro a tutti noi e per i nostri bambini. Un computer ed un cellulare di poco valore, sarebbe questa la refurtiva del colpo messo a segno all'asilo Giovanni XXIII di San Trovaso nella notte. Un'amara sorpresa per le maestre dopo la festa del giorno prima per i santi patroni e che aveva visto partecipare tutti i bambini della scuola con i loro genitori e anche con la sindaca stessa. Mi spiace ovviamente che dopo una bella giornata come quella di ieri per la frazione, per la comunità tutta, questa mattina ci si sia trovati con una spiacevole sorpresa. Ma voglio subito ringraziare ovviamente il comando di carabinieri di Mogliano Veneto che sono intervenuti prontamente e che quindi stanno seguendo poi lo sviluppo della faccenda. Un valore irrisorio quello del materiale rubato, ma che contiene anni di lavoro da parte delle maestre che si sono dette ancora sconvolte per quello che è accaduto, un fatto assolutamente inspiegabile per la comunità. E proprio su queste basi la sindaca lancia un appello a chi ha compiuto lo spregevole gesto. Auspichiamo magari in un pentimento e anche in un ritorno sui propri prassi, e restituire la refurtiva sarebbe ovviamente un gesto molto apprezzabile. 2 anni e 10 mesi di reclusione è la pena inflitta oggi a un cittadino albanese che, in compagnia di un complice mai identificato, il 23 ottobre del 2023 a Casale sul Sile si era reso protagonista di uno speronamento ai danni di un'auto dei carabinieri e in seguito anche a un incidente stradale. L'uomo, che era in fuga dopo aver saccheggiato numerose case a Roncade e San Cipriano, aveva prima speronato l'auto di servizio di una pattuglia che voleva fermarli per un controllo, poi causato un incidente miracolosamente senza conseguenze gravi per le persone a bordo del veicolo. L'albanese trentenne doveva rispondere di furto aggravato, omissione di soccorso, danneggiamenti. Il giudice, in rito abbreviato, lo ha condannato, come detto, a 2 anni e 10 mesi. Era già destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura Generale di Bologna. Doveva scontare 5 anni e 9 mesi in conseguenza di altri furti in abitazione, ricettazione, resistenza, reati commessi tra il 2014 e il 2017.
Cambiamo scenario, cambiamo tema adesso, andiamo sul Piave, sul Montello, esercitazioni militari statunitensi sul Piave, appello che parte proprio dal Montello perché si faccia chiarezza in un momento così delicato. Sorvoli a bassa quota si registrano in tutta l'area con partenza dalla base americana di Aviano, tra le principali peraltro in Europa. Sindaco e residenti sono preoccupati. Mi sono informato anche se comunque legalmente è giusto sorvolare a quote così basse, perché a volte sì, sono fastidiosi e perdurano anche nelle ore serali. Bisognerebbe fare un po' più chiarezza, insomma, e che ci sia anche un po' più di mi viene a dire interesse generale per quanto riguarda queste cose qui. 23 anni appena, Diego Menegon ha documentato come altri in zona l'attività dei militari americani. Da tempo le Grave di Ciano sono teatro di esercitazioni per la vicina base di Aviano e la convivenza non sempre è facile. Soprattutto anche di notte vanno avanti un bel paio di ore, avanti, indietro e danno fastidio, soprattutto la notte. E non si dorme? Non si dorme, perché passano abbastanza vicino alle case. Normalmente si vedono gli elicotteri che sorvolano il Piave, il Greto, e 2 elicotteri si corrono dietro uno con l'altro, fanno esercitazioni, si calano sulla ghiaia, stanno fermi un 10 minuti, poi si alzano, ripartono, i senti passano sopra le case. Nei mesi scorsi la vicenda era approdata anche in Parlamento con una interrogazione della deputata Dem Rachele Scarpa, mentre lo stesso comune aveva interpellato il ministro della Difesa, ma oggi, alla luce del coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nel conflitto fra Israele e Iran, il quadro va necessariamente riaggiornato. Per noi sarebbe molto importante se il Ministero della Difesa, che poi è il nostro interlocutore, ci aggiornasse e ci tenesse informati, almeno per poter fare un passaparola con la popolazione. Per noi sarebbe importante. Sì. E se poi fossero ancora più frequenti di così, io credo di interpretare chi abita a Crocetta, ma non solo, proprio tutto il contesto, pensino anche ad altri posti, secondo me. Insomma, si cerchi altrove, intanto a Ciano e dintorni si resta con gli occhi puntati al cielo. Mi dà più fastidio quelli come si dice, quelle reazioni. Madonna, a volte fanno di quei giri qua. Fa prendere paura. Sono più impressionanti i caccia. Sì. Pensa sempre che sia per la guerra, insomma. Torniamo alla cronaca dalle strade, in questo caso con una notizia appena arrivata in redazione. C'è stato un incidente nel pomeriggio in via Belvedere a Casale sul Sile, erano circa le 17:30, scontro tra un'auto e un camion. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il conducente della vettura, rimasto intrappolato. Da quanto ricostruito l'uomo sarebbe stato colto da un malore perdendo il controllo del mezzo, che è finito, come avete visto, contro il tir. L'automobilista è stato trasportato in ospedale, sul posto i carabinieri di Mogliano. E c'era stato un altro sinistro ieri sera intorno alle 23:30, un'auto aveva preso fuoco sul cavalcavia lungo la regionale Feltrina in territorio di Montebelluna, lungo la regionale Feltrina appunto, a bordo un'intera famiglia riuscita a mettersi in salvo prima che le fiamme divorassero la vettura. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo in pochi minuti e i carabinieri anche in questo caso sono intervenuti per i rilievi. Andiamo in città adesso perché oggi era il giorno del tanto atteso incontro a Palazzo Rinaldi tra il Comune e le associazioni dei commercianti dopo le polemiche dei giorni scorsi. C'è stato il faccia a faccia con l'assessore alle attività produttive Rosanna Vettoretti. La polemica, la protesta appare parzialmente rientrata. Sentiamo. No, nessuna polemica, no. Tutto rientrato? Tutto rientrato. Non è scoppiata la pace. Non è mai stata neanche fatta la guerra, onestamente. Delle luminarie. Era l'ordine del giorno. Non ha voluto rispondere sul resto.
È finito così l'incontro tra associazioni di commercianti di Treviso e l'assessore alle attività produttive Rosanna Vettoretti. Luminarie natalizi è un nuovo progetto per la città firmato Marco Goldin, gli argomenti discussi, ma non una parola sul documento polemico con relative 140 firme protocollate a Casugana e a questo punto pare solo da Nicoletta Piovesan e l'associazione Veneto Imprese Unite, perché chi ha firmato delle altre associazioni lo avrebbe fatto solo a titolo personale. È che quando qualcuno da fuori ci mette la pezza, dopo nascono i disastri, in questo secondo me la stampa. Beh, non è tutta colpa della stampa. Non è tutto, no, io dico che c'è una lettera però. Io dico, certo che c'è una lettera, ma dovevamo discuterla in uffici privati. Che il chiarimento sia solo rimandato e con lo stesso peso polemico lo ribadisce Nicoletta Piovesan, a questo punto l'unica a contestare l'azione del Comune per il commercio. I nostri punti rimangono quelli, abbiamo bisogno di risposte sui parcheggi, abbiamo bisogno di risposte sulla programmazione degli eventi, soprattutto quelli sportivi, in maniera che la città non sia chiusa a causa di. Quindi se ci sono degli eventi sportivi, della cultura, quant'altro, dovrebbero essere a beneficio del commercio di Treviso e non creare degli ostacoli. Chiediamo che vengano organizzate e nel documento protocollato è stato chiesto anche questo. La sensazione è che alla fine la Presidente Piovesan sia rimasta da sola e con il cerino della polemica in mano, nonostante le firme protocollate fossero di quasi tutti i commercianti del centro e non solo. Il protocollo è stato fatto da Veneto Imprese Unite, in primis come associazione. Abbiamo tutti gli associati nostri e tutti i commercianti di Treviso, ma non solo, perché con molto stupore anche alcuni residenti hanno voluto condividere queste necessità che abbiamo portato a galla noi altri come esercenti. Ora si attende il prossimo round, Luminarie e Goldin a parte. Questi sono stati i temi, poi per il resto hanno detto che avremo aggiornamenti a breve, quindi confidiamo in questo. È morto ieri Luigi Mazzaro, ex sindaco di San Zenone degli Ezzelini. Sentiamo il ricordo di chi lo conosceva bene. Era circa un mese fa che ci siamo sentiti personalmente l'ultima volta, ecco, e l'avevo sentito molto su perché era contento, perché le cure pareva che avessero fatto un certo effetto e poi invece è andata diversamente. Oltre a essere un sindaco, per me era stato anche un amico, naturalmente, perché una persona seria, una persona su cui si poteva contare. E questo era la cosa importante quando si amministra. Speranza Marostica, sindaca di San Zenone dal 1999 al 2009, ricorda così Luigi Mazzaro, scomparso domenica dopo una malattia a 78 anni. Mazzaro alpino indossò il tricolore dal 2009 al 2019, dopo essere stato assessore proprio con Marostica, che a sua volta entrò nella giunta del suo successore. 10 anni di governo del paese in cui si contraddistinse per la sua serietà, la sua correttezza, la sua coscienziosità, e l'ex prima cittadina ricorda due momenti che le sono rimasti particolarmente impressi. Nel 2000 abbiamo realizzato il gemellaggio come anno del Friuli, infatti il mese di aprile c'è stato i 25 anni, mentre invece la seconda è stato il giuramento degli alpini della caserma di Bassano a San Zenone. A quel tempo si andava nei comuni e questi due eventi li avevo affidati nell'organizzazione a Luigi. Che era alpino pure lui. Sì, era alpino anche lui, però la sua precisione aveva portato egregiamente a termine questi due grandi eventi per San Zenone. Mercoledì prossimo, il 25 giugno alle 16, nella chiesa di San Zenone si svolgerà il funerale di Mazzaro e il sindaco Fabio Marin, che ne ha preso il testimone, ha dichiarato per l'intera giornata lutto cittadino, una figura che lascia un grande vuoto. È stato proprio lui infatti a farmi indossare la fascia da sindaco il giorno della mia elezione, ma soprattutto il vuoto che lascia me lo ricordo proprio per le parole che lui ha usato sia in quel giorno sia anche nei giorni che sono seguiti, perché con tutti i consigli e suggerimenti che mi aveva dato come già sindaco. È sicuramente un grande ricordo quello che lascia, di persona seria, di persona composta, un uomo tutto d'un pezzo, un uomo che ha dato tanto per il nostro paese, che ha anche insegnato tanto, e lo ricorderò, lo ricorderemo tutti quanti, tutta la comunità sicuramente, però appunto la sua saggezza lo contraddistingueva.
A Trevignano adesso per un'altra vicenda e caccia infatti ai giovani vandali che tra sabato e domenica hanno devastato il capitello di via Cornarotta, uno dei luoghi simbolo del territorio. Profanato un luogo della memoria, chiedano almeno scusa, ci ha detto il sindaco Bonesso. Dovrebbero prima di tutto chiedere scusa perché hanno profanato la nostra memoria e il gesto di Quattro Fiori, cioè, visti singolarmente, non è grave, ma in questo luogo con quello che rappresentavano è un atto per noi gravissimo, quindi insegnargli la storia è il minimo. È qui infatti tra le campagne di Falsea a Trevignano che Monsignor Floriano Mazzarolo nel 1945 salvò un gruppo di parrocchiani da una rappresaglia nazista. I tedeschi erano in ritirata e quasi per miracolo non fu l'ennesimo eccidio. Chissà se conoscevano questa storia i vandali che tra sabato e domenica hanno devastato l'area gettando i vasi nel vicino fossato e sradicando i fiori. Verso le 2:30 così alcuni vicinanti qui hanno sentito uno scooter e un paio di biciclette, 3 che facevano chiasso, quindi probabilmente qualche bravata di qualche gruppo di giovani. Non c'è stato un danno economico enorme, ma è la profanazione di un punto dove noi abitualmente passiamo qui e ci fermiamo. Lo stesso Schiavon, memoria dei luoghi, sottolinea come tra quei paesani salvati dal prete ci fossero il nonno, il padre e la zia. Per questo trovare il disastro domenica mattina è stato uno shock individuale e collettivo. E ho visto della gente che guardava e mi sono accorto che c'era una devastazione totale dei fiori, delle campane. È una cosa che ci ha colpito molto, diciamo. Presto il comune, dopo la segnalazione ai carabinieri, presenterà denuncia, resta però un'amarezza diffusa. Il giorno d'oggi basta guardare la televisione, i giovani cosa stanno facendo. La naia bisogna che gli facesse un po' di naia anche a loro, io capisco il valore della vita. Io sono un alpino e non mi vergogno e sono contento. Mi commuovo. Ora apriamo la pagina politica con le elezioni regionali nei prossimi giorni. Nelle sezioni territoriali della Lega saranno a disposizione i moduli per la raccolta delle autocandidature alle elezioni previste in autunno. Eccolo il modulo che nei prossimi giorni sarà inviato alle segreterie provinciali della Lega per essere poi successivamente distribuito alle sezioni sul territorio. Come spiegato nella delibera del Consiglio direttivo regionale del partito riunitosi lo scorso 16 giugno, il documento servirà a raccogliere le autocandidature alle prossime elezioni regionali d'autunno. Nel modulo, dopo una prima parte da compilare con i propri dati personali, c'è una sezione nella quale va indicata l'iscrizione al partito come militante o sostenitore, la carica ricoperta e se si è in ordine con i pagamenti. Rispetto alle precedenti elezioni anticipati i tempi della raccolta delle candidature che solitamente si aprivano un mese e mezzo prima della data delle elezioni utilizzando l'invio tramite mail. Oggi invece il modulo arriva con netto anticipo quando ancora si discute di terzo mandato, di equilibri interni al centrodestra, senza parlare che è ancora avvolto nel mistero il nome del candidato alla presidenza della regione per la coalizione. Ma come si legge nella delibera, l'intento è quello di avviare per tempo la macchina elettorale con un percorso ordinato e trasparente di selezione delle candidature. Penso che la raccolta delle autocandidature portata avanti dal partito in queste settimane sarà utilissima perché raccoglierà le migliori forze sul territorio, dimostrerà il radicamento della Liga Veneta nei nostri comuni, nelle nostre province e soprattutto dimostrerà anche all'esterno del partito che noi potremo veramente costruire delle liste, più liste di altissimo livello, radicate sul territorio e pronte a qualsiasi scenario per le regionali del 2025. E sempre nei prossimi giorni i partiti dell'Alleanza di Centrosinistra si pronunceranno invece sul nome di Giovanni Manildo proposto dal Partito Democratico per la candidatura alla presidenza. Ho proposto a seguito delle relazioni avute con gli altri partiti del centrosinistra la candidatura di Giovanni Manildo
l'ex sindaco di Treviso, un profilo particolarmente significativo che può tenere insieme l'intera alleanza di centrosinistra, prendola anche a forze civiche. Giovanni Manildo è il candidato che può mettere d'accordo tutte le anime dell'alleanza di centrosinistra. Con questa premessa il PD ha proposto il nome dell'ex sindaco di Treviso per la candidatura alla presidenza della regione Veneto, votato dal 90% dei presenti venerdì sera alla riunione della direzione generale del partito. Una figura che possa svolgere un ruolo di federatore, che possa tenere insieme tutte le forze politiche e civiche, la cui vittoria è stata molto importante nel 2013, quando Manildo riuscì a sconfiggere l'allora sindaco di Treviso Gentilini, che era il simbolo anche della Lega. Quindi noi pensiamo che Manildo, per le sue caratteristiche, per la sua storia professionale, per la sua storia politica, possa svolgere questo ruolo. Prima però dell'ufficializzazione e dell'avvio vero e proprio della campagna elettorale è necessario un ulteriore passaggio. Per concretizzarsi avrà bisogno dell'adesione delle altre forze politiche che si dovrebbero esprimere a breve, affinché poi, se tutto andrà a buon fine, si possa concretizzare unitariamente questa candidatura. Il tutto dovrebbe concludersi in tempi molto brevi. Gli altri del centro-sinistra in parte si sono già espresse e in parte si esprimeranno nelle prossime giornate, per poi arrivare quindi a riunire l'intera coalizione e a verificare se l'esito sarà questo che io sto dicendo. Quella che si presenterà alle urne sarà una coalizione di centro-sinistra che vedrà insieme diverse forze politiche, dal PD al Movimento 5 Stelle ad Alleanza Verdi-Sinistra, ma anche molte forze civiche. Ci si presenterà con una coalizione ampia, con una coalizione che non si è mai vista nella storia recente del Veneto. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, bentrovati. Restiamo proprio nel capoluogo. Partiranno giovedì infatti i lavori per abbattere alcuni alberi lungo via Radaelli e via 55° Reggimento Fanteria Santa Maria del Rovere. Protesta di ambientalisti ed Europa Verde. Saranno almeno 4, se non di più, gli alberi che verranno abbattuti nei prossimi giorni nel quartiere di Santa Maria del Rovere. 2 imponenti esemplari di olmo e 2 bagolari, malati e a rischio crollo, sottolinea l'amministrazione comunale. I cartelli affissi non lasciano dubbi, 2 giorni di divieto di sosta temporaneo per eseguire i lavori, ma non si fanno attendere le polemiche. Luca Saccone, portavoce di Europa Verde, spiega perché questi alberi saranno demoliti. Perché in passato sono stati fatti numerosi errori nella gestione del verde urbano. In particolare sono mancati il monitoraggio dello stato di salute degli alberi e l'accompagnamento alla crescita. Questo ha comportato un indebolimento degli alberi stessi, che sono diventati vulnerabili e pericolosi, soprattutto in seguito a pesanti interventi di potature che hanno permesso l'ingresso di funghi che hanno cariato il legno e hanno minato la stabilità dell'albero. Interventi fatti anche in pieno periodo di nidificazione degli uccelli, che andrebbe sempre evitato, aggiunge Andrea Zanoni, consigliere regionale di Europa Verde, secondo la direttiva approvata nel 79 e rivista nel 2009, che afferma che non si devono mai distruggere i nidi né disturbare gli uccelli nel periodo di nidificazione. E a Santa Maria del Rovere sono presenti il colombaccio, il merlo, la tortora dal collare orientale, il picchio rosso maggiore, le cince allegre e tanti altri. Investire nel verde urbano come prevenzione sarebbe dunque la cosa più utile per non arrivare ad interventi drastici. Perché il verde urbano produce numerosi benefici, i famosi servizi ecosistemici, per noi e per le future generazioni. Bisogna investire nel verde, appunto, quindi più verde e meno cemento, in una città che ha ben il 40% della superficie impermeabilizzata. Proteste arrivano anche dal comitato Alberi Urlanti sulla passerella all'Isola del Paradiso. Tra cemento, sbancamento dell'argine e taglio degli alberi, molti sono i cittadini che stanno manifestando il loro disappunto. Adesso con questa passerella ovviamente le persone possono transitare, sicuramente una cartolina bella della città, però a causa di questo adesso ovviamente il percorso deve essere messo in sicurezza, gli alberi sono stati tagliati.
Allora io dico vale la pena rendere agibili queste aree per poi tagliare le piante? Forse poteva restare non agibile. I cittadini sono molto delusi perché al di là dei proclami sulla Green Leaf e su questa attenzione che il Comune dice di avere per il verde, assistiamo quotidianamente a tagli continui e molto veloci di tutti gli alberi di Treviso, soprattutto intorno al centro storico. Immagini di una bella giornata di sole, invece il maltempo è di nuovo in agguato. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha infatti diramato un avviso di criticità gialla dal pomeriggio di oggi e fino alla mezzanotte di domani sul territorio dell'Alto Piave e del Piave Pedemontano per possibili temporali, localmente anche di forte intensità, sulle zone montane orientali del Bellunese e sulla Pedemontana Alta Pianura Orientale. L'attenzione è rinforzata nei comuni che hanno in atto un'allerta per colate detritiche. A questo si aggiunge, viste le previsioni contenute nel bollettino del disagio fisico e della qualità dell'aria emesso da ARPAV, lo stato di allarme climatico per i giorni dal 24 al 26 giugno per le zone costiere, pianura continentale e pedemontana, esteso anche all'area montana per il 25 e 26 di giugno. A Pero di Breda di Piave adesso inaugurata una grande struttura dedicata alla sicurezza sul lavoro promossa dalla società di formazione e servizi di Confindustria Veneto Est. Presentiamo un nuovo progetto che oltre alla formazione pratica con lo strumento della camera di fumo abbiamo ipotizzato, grazie anche alle nuove tecnologie e all'intelligenza artificiale, anche uno scenario, abbiamo virtualizzato uno scenario e quindi che in qualche modo dà la possibilità anche all'operatore di utilizzare attraverso queste tecnologie anche virtualizzare quelli che sono gli spazi. Esperienze pratiche con carrelli elevatori, piattaforme mobili elevabili, spazi confinati, antincendio, lavori in quota, camera del fumo. Tutto questo è CLEV, acronimo di competenze, lavoro, etica e valori. Trade union del progetto di UNICEF che punta a garantire soluzioni formative e operative sempre più efficaci in materia di sicurezza sul lavoro. Ci dà modo appunto di poter offrire una formazione sempre più innovativa e in una forma anche molto più esperienziale, molto più diretta e quindi più facile anche da apprendere per tutte le persone che vengono coinvolte. A disposizione delle imprese e dei lavoratori una struttura che grazie alla realtà virtuale e all'intelligenza artificiale sarà in grado di offrire nuove opportunità formative e pratiche. Sono ambienti virtuali che, a differenza di molti altri che sono in commercio, possono essere utilizzati sia attraverso dei visori, degli Oculus, sia attraverso browser. Questa è una particolarità del nostro strumento. La persona interagisce al 100%, è possibile quindi simulare un'operazione lavorativa, un processo lavorativo dove attraverso gli strumenti che mettiamo in atto nello scenario vengono evidenziati e tracciati gli errori commessi o le operazioni corrette commesse, con il correttivo eventualmente nel caso di errore. Culturalmente dobbiamo lavorare perché il tema della sicurezza non passi mai in secondo piano, sottolinea la numero 1 di Confindustria Veneto Est Carron, che spiega poi in tal senso l'avvio di un accordo con INAIL. È importante analizzare i dati e quindi capire quali sono gli incidenti, perché accadono e questi poi dati sicuramente sfruttarli per migliorare dove siamo carenti. Promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio attraverso influencer e blogger è l'obiettivo dell'iniziativa promossa a Treviso e Venezia da Confapi. 8 influencer da tutto il mondo, dal Messico alla Polonia, dagli Stati Uniti alla Cina, passando per il Brasile e Israele. Sono quelli che nei giorni scorsi sono venuti alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche delle province di Treviso e Venezia, dove hanno visitato 6 aziende. Amigos, saludos desde Italia. Me encuentro en la ciudad de Treviso, como unos 30 kilómetros afuera de Venecia. Promossa da AIS, agenzia con Unione Alimentari, Confapi Venezia e Confapi Treviso, l'iniziativa punta a far conoscere il territorio ai più giovani. Gli influencer, con i loro reel, le loro storie, metteranno in vetrina il bello e soprattutto il buono che la marca e il veneziano hanno da offrire.
partendo proprio però dal prodotto agroalimentare, quindi il dolciario, il vino ovviamente, birra, tutte quelle che sono eccellenze che tutto il mondo ci invidia. Quindi con un linguaggio appunto molto smart, contenuti audio video di pregio che poi ovviamente verranno rimbalzati su tutti i social network e ci daranno grande visibilità. Comunicazione digitale che si trasforma in numeri reali, oltre 30 miliardi di dollari il giro d'affari generato da influencer e blogger di settore. Far capire la nostra anima imprenditoriale, molto questa nostra passione che abbiamo, questo sostanzialmente, queste 6 aziende che fanno parte di questo tour, di questo gruppo, e quindi far valorizzare appunto territorio assieme alle aziende, quindi prodotti, produzione, perché effettivamente è diventato molto importante. I consumatori, anche loro si sono evoluti grazie anche agli influencer, tutti questi video che loro vedono in rete, e vanno alla ricerca del vero prodotto made in Italy. C'è quindi anche il prodotto poco conosciuto, il prodotto proprio fatto da aziende come le nostre. Ci tenevamo a trasmettere a questi influencer la vita vera all'interno delle aziende, le emozioni da trasferire ai loro lettori, sperando in una scelta consapevole dei nostri prodotti che sono sicuramente i migliori al mondo. 3 giorni di tour per vedere da vicino come nascono vini, birre, pane e molto altro ancora, e naturalmente degustare i prodotti. E abbiamo la bellezza di avere un bel territorio, ma la bellezza di avere tante belle aziende, quindi ci può essere un turismo che è legato alla cultura, all'arte, al paesaggio, ma anche un turismo industriale. Bisogna sfruttarlo di più, bisogna mettere in rete più aziende. È bello raccontare le eccellenze del nostro territorio attraverso uno strumento molto attuale che sono i social network. Ringrazio Confapi Treviso e Venezia per aver messo a sistema questo strumento di promozione del territorio. Eccellenze enogastronomiche che nascono da lontano, dal lavoro naturalmente della terra e delle campagne, e alle tradizioni proprio delle campagne si rifà il palio del Batar Panoce di Trevignano. E allora andiamo a vedere chi ha vinto il palio femminile, il tutto naturalmente in attesa della sfida di domenica che Antena 3 trasmetterà in diretta. Allora vediamo il servizio con le immagini di Lorenzo Formisano. La differenza è di poco meno di 3 kg, la sfida è stata di quelle accese, ma alla fine a spuntarla è stata la squadra del capoluogo. La compagine di Trevignano si è aggiudicata il gradino più alto del podio al palio femminile del Batar Panoce, l'evento che apre la serie di appuntamenti organizzati in vista del 32esimo palio delle Borgate di domenica, manifestazione che Antena 3 seguirà in diretta dalle 17. E dunque, dopo la presentazione delle squadre di sabato sera e quella del nuovo drappo del palio femminile dipinto da Gioacchino Merlo e Giancarlo Poloni, l'attesa sfida che ha visto Trevignano vittoriosa con oltre 65 kg di mais sgranato contro i 62,8 di Musano. Oltre i 60 è andata anche la squadra di Falzè, mentre Signoressa si è fermata a poco più di 57 kg. Ma visto il gran caldo, il risultato di per sé eccezionale. Tutte e 4 le squadre hanno portato a termine la gara. Grande festa e pubblico numeroso fino a tarda sera. Da mercoledì si ricomincia con lo stand gastronomico ed eventi ogni sera. Giovedì alle 20 la sfida tra Campania e Trevignano per aggiudicarsi il Super Palio. Domenica sfilata storica e Palio delle Borgate, appuntamento a cui chi non potrà essere presente a Trevignano potrà assistere dalle 17 in diretta sulla nostra emittente. E ora le notizie che arrivano dal Bellunese. Partiamo dalla cronaca perché sono gravi le condizioni di un ragazzo uscito ieri sera di strada in motocicletta, ruzzolato fino in un torrente. La centrale del 118 ha ricevuto la chiamata da parte di una persona in evidente difficoltà che parlava di malgalaste e di una cascata. La successiva chiamata di un escursionista ha permesso di capire che si trattava di un incidente in moto, facilitando l'individuazione del ferito. Sono stati inviati l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, un'ambulanza con il soccorso alpino della Val Pettorina, scendendo da Malgalaste verso Pian della Leda, a un tornante, un 17enne di Rocca Pietore, era andato dritto, ruzzolando sul versante fino alla sponda del sottostante torrente. Il ragazzo è stato quindi recuperato col verricello dall'elicottero e portato in ospedale a Trento.
Olimpiadi invernali del 2026 adesso, momento storico oggi con l'abbattimento degli ultimi diaframmi di 2 delle 3 gallerie previste per migliorare la viabilità lungo la statale 51. I primi operai sono passati, la galleria ormai è una realtà, si spera che entro fine anno possano passare le automobili. Una giornata storica da qualsiasi parte la si guardi, nel senso che logico c'è qualcuno che avrebbe voluto la Macchietto Venas, ma anche se avessimo deciso di fare quella qualcuno avrebbe criticato anche quella. Ero piccola quando parlavano della modifica alla viabilità della statale d'Alemagna in Cadore, adesso insomma ho 44 anni e qualcosa vede la luce. Ha battuto l'ultimo diaframma a valle di Cadore, ma in contemporanea lo si stava facendo anche a Tai di Cadore, visibile in uno schermo dal quale guardava anche il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, che non era potuto essere presente. Hanno fatto questa scelta anche simbolica, se vogliamo, ANAS, e noi siamo molto felici chiaramente. Diciamo che il rilievo topografico, quindi il primo buchetto alla Galleria di Tai è arrivato sabato mattina, quindi un po' più tardi rispetto a valle, anche perché la galleria è più lunga. Oggi vengono giù entrambi i diaframmi, siamo molto contenti perché significa che d'ora in avanti sarà tutta discesa, almeno lo speriamo. 2 varianti su 3 che forse saranno aperte entro la fine dell'anno. Grande soddisfazione per ANAS, la terza, quella di San Vito, è in sospeso, ma ve ne parleremo in un altro momento. Tempi rispettati, 23 giugno era una data programmata, ha promesso questa data insieme al ministro Salvini. Il cronoprogramma lo stiamo rispettando, abbiamo scavato 2 gallerie in contemporanea, 350.000 metri cubi di terra scavati, con diciamo, una serie di difficoltà, reperimenti di sostanze non propriamente corrette tipo amianto, ritrovamento di reperti archeologici. Noi tentiamo, ovviamente entro l'anno saranno percorribili. In novembre è una data che noi stiamo traguardando. Varianti indispensabili pensando alla strada statale 51 di Alemagna, con le Olimpiadi ormai alle porte. Un traguardo, un risultato, una manifestazione fortemente voluti dalla Regione Veneto. Sono sempre belli momenti quando si abbatte il diaframma, soprattutto per le squadre che stanno lavorando e che da anni lavorano a questa galleria. Oggi è un grande giorno. Questi interventi, queste varianti di Tai, Valle, ma anche quella di San Vito, speriamo, insomma, Valle e Tai a dicembre, insomma, quanto dice ANAS, le vedremo completate e quindi finalmente si inizieranno a dare risposte ai territori per migliorare l'accessibilità. Nel corso del fine settimana sono stati intensificati i controlli dei carabinieri della compagnia di Cortina, che hanno effettuato un ulteriore servizio finalizzato ad aumentare la sicurezza e a contrastare il fenomeno dei furti e la repressione dei reati in materia di stupefacenti e l'abuso di alcol. Durante il servizio sono stati controllati 80 veicoli, oltre 120 persone denunciati in stato di libertà, 4 automobilisti perché positivi all'alcol test. I controlli sono proseguiti poi in serata e hanno visto impiegati oltre 30 unità dell'Arma e pattuglie di tutte le stazioni dei carabinieri della compagnia di Cortina e hanno riguardato gli avventori di numerosi locali pubblici frequentati dalla movida cortinese. Nel frattempo però in questo scenario diminuisce la popolazione, diminuiscono anche i commercianti e ci si domanda se il sistema pensionistico potrà reggere. Sono alcuni dei temi emersi all'assemblea di Confcommercio. Assemblea di Confcommercio per fare il punto su una categoria a cui non mancano i problemi e le difficoltà da affrontare. I commercianti sono in difficoltà perché 2 sono i motivi. Uno è il ricambio generazionale, perché molte attività, come i dati hanno dato l'anno scorso, 251 attività hanno chiuso, in negativo perciò. E il secondo è il momento geopolitico che viviamo. Sottolineata la questione anagrafica con il progressivo invecchiamento della popolazione.
l'invecchiamento della popolazione in provincia di Belluno, ma da tutte le parti. Se voi pensate che in Italia, e io sono contento, ci sono 27.000 ultracentenari, è da poco che questo dato viene fuori, e inoltre nel 1970 ogni giovane aveva un anziano sopra i 65. Oggi quel giovane di anziani ne ha 5,5. Attenzione alle pensioni se qualcuno non lavora. Una speranza arriva invece dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Le Olimpiadi si stanno avvicinando, speriamo, come sembra, che venga portato a termine quello che è in itinere, e credo che verrà portato a termine, e sarà una bella vetrina per noi, sarà una bella vetrina per tutto il mondo e per la nostra provincia. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata, adesso le previsioni del tempo, arrivederci.